Finalmente finì. Quanto leggo non mi dimenticare che virgola. Avete vedere che tema cretino che me la sono scongiurato di maestro. Racconta con parole tue una storia divertente. Svolgimento. Il mio nome è Meluccio Lodauro e abito a Pavia, ma sono di origini siciliane. E per raccontare con parole mie una storia divertente lo farò in dialetto monfuttisi. Un sabato che passò ci andiamo un forte con mia mamma e con mio padre per la festa di Sant'Agata. E mentre stava facendo sto tema si avvicinò mio nonno che a me era un migliore. Mio nonno mi disse: caro Meluccio, ti racconterò la storia di come nascisti. Tu sei il frutto di un bisticcio, un capriccio d'amore. Meluccio, non ti fidare dell'amore. L'amore è un brodo di faciola e i femmini, essendo troppo amorosi, portano troppo problema a noi mascoli. Caro Meluccio, scusa tuo nonno, non ti maritare, statti schietto e quando diventi vecchio come a mia, godi da pensione e cerchi di nabadanti possibilmente stranere. Ma la cosa fondamentale, ricordi dirlo, è mi da pigli figliola e buona. Buona! Buona la verità che scappa. Nella curiosa di mia nonna Agrippina, poi si partecipa alla discussione, dicendomi che quando mi marito io mi mette ciuri. E parlando, bruciò per aperto, con tutti i guardate. Mia nonna allora, i tuoi danzi di Cassantioni, che perdevo un filo della discussione. E io ad un momento capì che un mascolo con una femmina aveva pazienza e non picca. Dopo che mio nonno Cammero si è ricogliuto un bagno, perché poveretto aveva prostata difettosa. Continuai questa storia di come nascio, dicendo: caro Meluccio, i tuoi genitori non si stanno maritando e chi da gelosanza di tua mamma non sopportava che tuo padre, consigliato di mia, aveva diventato un ginecologo. Un ginecologo è un maschio di femmine, va? Ma tu a sapere, caro Meluccio, più ciavaglio e ciavaglio. Tua mamma Luisa lo sai che fece? Obbligò il babbo di tuo padre felice a cominciare a ciavagliare dopo tuo matrimonio. Tua mamma, caro Meluccio, è femmina e la femmina, scuola questo insegnamento, ne sapi una più di diavolo, per non dire che continuamente rompi i cucchi. Che ciò non si può scrivere? Ossessione, continuamente ossessiona o mascolo. Caro Meluccio, non mi ripari che finì un capo. Da scacciona di tua mamma, infatti, per chiedere se tuo padre, che è tanto buono quanto fissa, era davvero innamorato di te, studio una pinzata per metterlo a prova. Ma a un certo punto, a Pavia, ruoio do e... Meluccio, smettila di giocare, è ora di andare a dormire, che poi domani mattina non ti alzi per andare a scuola. Sì, mamma, sì, arrivo. C'è più che fare. Ma non a me, proprio ragione. I femmini continuamente ossessionano i maschi. Lo sapete che vi dico? Ora vai in mio cucco e vi lascio questa storia che mi contò la mia nonna. Capricci e bisticci. E mi raccomando una cosa, non facete troppo bordello che ho gli addome. Buonanotte e buon divertimento.
Pronto? Sì. Ciao Emma. Sì. Tra 3 giorni finalmente mi sposo. Perché sono triste? Emma, io amo Felice, ma non mi sento accettata dalla sua famiglia. Luisella! Adesso ti devo lasciare. Arriva qualcuno. Allora, Luisella, ho finito proprio adesso di parlare con quelli del ristorante e mi hanno detto che è tutto pronto. Poi ha chiamato la Ferrari e mi ha assicurato di stare tranquillo, che la chiesa sarà addobbata con i girasoli, quelli che ti piacciono tanto. Mentre per quanto riguarda il bomboniere, ma mi sbaglio, tu stavi piangendo? No, ti sbagli. Stavo qui a controllare la lista degli invitati e mi è entrato un moscino di un occhio, tutto qui. Luisella, mi dica io sogno siciliano, è sogno magari malizioso e capisco subito se c'è qualcosa che non va. Santa pazienza. Dì la verità, hai avuto un nuovo battibecco con mia madre. Felice, tua madre non mi sopporta. Guarda, con disprezzo ogni cosa che faccio E tu lasciala guardare. Mia madre è all'antica, io sono il suo unico figlio ed è normale che lei a quell'età sia così apprensiva nei miei confronti. O tu o un'altra non sarebbe cambiato nulla, fidati. Non credo. Se fossi stata una ragazza del tuo paese non mi avrebbe contestata. Ah, tesoro, ma tu cerca anche di capirla. Alla fine lei vuole soltanto la mia gioia. E poi abbi un po' di pazienza. Dopo il matrimonio loro se ne torneranno in Sicilia e noi rimarremo qui, soli, a Pavia. Sono come stesso te. Sì, forse hai ragione. Solo allora comincia la nostra vita e tu potrai finalmente iniziare il tuo lavoro. A proposito, ti ricordi quello che mi hai promesso, vero? E certo che me lo ricordo, come non potrei. Comunque grazie, grazie per la fiducia. Che vuoi dire? E che voglio dire? Che se tu ti fidassi realmente di me, io avrei già potuto aprire lo studio di ginecologia qui in casa e cominciare a lavorare. Ti ricordo che siamo in tempi di crisi. E di questi tempi qualche soldino, soprattutto per noi che ci stiamo sposando, non è che mi sarebbe tanto dispiaciuto avercelo. Fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. Ah, come vuol dire che mi amo di scusarsi in questo momento? Allora, ma per quanto sei geloso, sei peggio di una femmina siciliana. Ciao, Smettila di parlare siciliano, che non ti capisco. Comunque, spero veramente nella tua etica professionale. Perché se non fosse così, non mi limiterò solo a rompere il matrimonio, ma ti lascerò anche un bel ricordino su quella faccia d'angelo che ti ritrovi. Ma Luisella, come puoi mettere in dubbio l'educazione che mi hanno dato i miei genitori? Senti, ho visto te e il tuo padre e i vostri sorrisetti corrisposti quando parli del tuo ciavaglio. Ma non potevi scegliere un'altra specializzazione? Dentista, ad esempio? Amore, ma dimmi tu che cosa c'è? Cosa c'è di più bello di far nascere un figlio? Nulla! A me è proprio quello che c'è prima. Le donne che vengono allo studio per farsi visitare. Non immagino a cosa potrebbero arrivare pur di raggiungere il loro obiettivo. Modestamente, se uno da cominciare a macchina sul mito tempo. Felice! E se adesso volete in Sicilia, ti dico una? Una, insomma, dai, un po' di altro, cerca di capire, sto scherzando. Lo spero per te. Piuttosto, adesso è un appuntamento. Devo organizzare tavoli per gli invitati. Sì, anche io devo spiegare alcune faccende. E ora che mi ricordo devo chiamare anche il mio testimone di nozze. Fiato, ci pensi. Da 3 giorni saremo sposati e tutto deve andare per il fesso giusto. Vediamo bene. Ciao. Ci vediamo nel pomeriggio allora. Ciao. San Valentino ci scrivono l'amore non è bello se non è dedicarello. A mia e 2 lampioni non me le vanno. E ci telefona giusto. Pronto? Oh, caro Totò, ma un schifo si trova? Sì, tranquillo, che vengo io mi devi chiedere. Oh, l'appartamento, tranquillo, che è arredato. Oh, proprio oggi semplicemente nell'insegna che ha scritto Dottor Felice Rodauro, ginecologo, non vedo l'ora di cominciare a lavorare. Oh, ma Totò, ma è possibile che la sempre dalla testa? Ti ricordi
ricordo che io ho un'etica professionale e tu ricordati magari che sei il mio testimone di nozze e non mi devi indurre in tentazione. Comunque, per l'appartamento tutto a posto. Per quanto riguarda la prima visita, a cominciare dopo la luna di miele. Perché compare, c'ho come il teatro Isella, tu non ti puoi immaginare quant'è gelosa chi sta, ma ancora una femmina di un forte. Comunque, sta tranquillo che vengo alla stazione Mediterranea, va bene? Ne vediamo più tardi. Ciao, ciao. Che pulito ho fatto. O campanello! Agrippina, o campanello! Felice, o campanello! Sì, papà, senti! Ma non c'è bisogno di gridare di stare. Sono venuto! Sei mamma un forte che fa voci che non ti dice nemmeno tu. Ah, sì, ma va via! I casi sono formidabili. C'è un piano di sopra, un piano di sotto, un piano di lato. Ti faccio vedere una cosa. Senti, questi mura sono di Catalina. Sì, uiti, hai a stare attento come poi giù sta stimula, perché stai su in tuo bagno, stai in mio monta stanzeretto dove vicino. Dimmi una cosa ora, non detto mamma. Ah, sai, in cucina si sta guardando il panorama della città. Sta scuccioluta. Abituata a mandare grave, ora si va, ma non è. Quindi piuttosto non mi va bene, va. Io penso che avessi chiesto di guarda. Una seggia. Agrippina, portami una voglia. Agrippina? Agrippina! Chi sta non c'è mai quando non ha bisogno. Oh. Non ero va bene. Oh papà, Mirella, chi che mi fai pulizia? Ma senti una cosa, ma perché non ti dico che era solo elettrico? No. Mi rasca facci e mi porta a mangiare io. Va bene, pazienza. Vuole dire che aveva aspettato sto benedetto. Va bene, ora. Che voci. Come sta, dottore? Tutto bene? Tutto bene, Mirella? Ma senti una cosa, ma io a te non avevo dato le chiavi della porta d'ingresso. Sì che ce l'ho, ma oggi sapendo che c'erano i suoi genitori mi è sembrato giusto suonare. E a proposito, ti sei ricordata di avvisare il tuo amico qua a Ferro? Lo sai che mio padre è abituato che in paese chiama il barbiere? Certo, Gilberto verrà tra poco. Io però per fare prima ho preso un taxi. Ieri la sua mamma, quando è arrivata, mi ha raccomandato di venire presto, ma... Mi ha detto la signora? Beh mamma, e avete 5 che si giuda che si dice un rosario? Di là in cucina, vai, forza, fatti vedere. Su- Oh, buongiorno mamma, c'è Mirella. Buongiorno signora. Buongiorno. Figlia, non ti dovevi ricordare prima? Sì, così ti dice una bella messa cantata. Oh mamma, dici piuttosto che tu va a fare, che vanno alla stazione a pigliare a Totò. E mi raccomando, non ci fare, poi c'è papà. A dopo. A dopo, sì. A dopo. Chi è sta seggia? E posso pulire la stanza della signora? Non ce n'è bisogno, è già fatta. Ma di già, poteva aspettarmi. Vedi, io mi sono gioiata una mattina e non so stare senza fare niente. Come la mia mamma. Vado nella stanza del dottore. Non c'è di bisogno, è già fatta pure Kidda. Dacci invece una scoparazza dallo studio. Subito. Ah, il dottore mi ha promesso che non appena apre lo studio e inizia a visitare, mi assume come infermiera. Infermiera? Sì, ho il diploma di infermiera. Ma... Infermiera, a mia vista mi pare troppo ceppiatura. Ya mi stai in capo a una buca. Ah, casi. Sempre per vincere tu. E io bestia che te la so guai. A stura se fosse un tallapego, me ne avessero mandato 10 bambini. Bastava fare una telefonata alla reception. A ogni? Stavi sta stare in toloca, tu bari, all'ingresso, uno portinaio. Non avevo caputo. Ma come quando andiamo a Napoli? Da Caperco? Quando mi dicevano aver marito magari io? Che non mi stavano Sì, parivi una pecora di parola. E poi stiamo parlando di 25 anni fa. Casemo qui a nord, a Pavia. Va, leviti. Ci chiamano all'albergo. E qui quale santo? Ringraziando a Dio avevamo gli stari. E poi mi pare che sta casa che ci catta stato figlio. Ma pagamo che i nostri soldi. Ah, pagammo. Assà pagammo. Per quanto costò sto conigliaro Cappavia, ne potremmo cattare un palazzo a Ceppiano a Monfotti. Per favore, non ripigliamo sto discorso. Ah, così, e da così dice. Ora ormai è meglio
specializzato, tra figlionna si marita, Dio piacendo. Ma, Pulenno, se avessi potuto maritare a Muffotti, ma guardacci sono caluse che non ti sprizzavano. Ma se sono più brutti da Malanova, ma se un riacciuare una carusa betta come a Lisella, ma caro nome a bello, e poi colta, intelligente, disinvolta, spigliata. Spugliata, è troppo spugliata per i miei gusti. Spigliata, ignorante, non spugliata, significa intelligente, analfabeta da via rusa. E lui è? Il mio è troppo moderna, è troppo cicca mi finisce. Ah, e fuma magari, avete che si intossica che è un piacere. Fuma, avete visto tu? No, no, davanti a mia no. Però a sì, da stazione, quando mi bacioi, mi passi di sentire feto di sigaretta. E chi ci fa? Fuma da bratta pelusa di concettina, a figlia la Giorgia, chi da che tu ci vuoi dare pizzita a tuo figlio? Avete io che fumiava, vedi, e come mi piava? E ora tu ridi, non mi fumo una carusa a cappa, via. Capono tutti, è normale. Oh, chi da che vedi che ti pare che nicchia? Senti, magari tuo figlio sta via, ma non fuma. Mio figlio è medico ginecologo, lo fa per la sua salute, per la salute delle sue pazienti e futuri nascitori. Un ne ora, chiamalo, vedi se ci telefonano il bambino, va? Anna alla stazione a picchiare a Totò. Ma da banna con c'è allora per fare uno. E c'è Mirella, sta facendo su pizza. E allora sai che fa? Spicci ci telefona. Chi? Non mi si scudori, mi giudice all'amico suo, va bene, voi spicci. Ah, sì, vero, poi l'ho ascoltato. Mirella? Mirella, ricordi di un momento? Signora? E te lo hai ricordato di fare venire quel tuo conoscente barbiere? Certo, Gilberto del Rammomenti. Buongiorno, signore. Buongiorno signorina. Ma ce lo hai saputo dare l'indirizzo? Quante volte lo hai mandato a un'altra banda? Dico, non è che lo hai indirizzato in un altro sito? Ma guardazzina, sì, questo è un amico, neanche l'ha visto. Ora state, sempre che parli! Ho detto sito, non sito! Conosce la casa, signore. Mi viene a prendere qui quando si fa tardi la sera. La sera? E che viene a fare capo la sera? La pulizia non la fai di mattina? Qualche volta non posso e allora il dottore vuole che io venga la sera. Poi si fa tardi e io abito dall'altro lato della città. Così prego Gilberto di venire a prendermi con la moto. Ah, picciolini mi diviglia come odori. Non credo che si spascioni o che aspetta con un bene marito. Cosa dice? Dico, non è che ha avuto qualche guasto alla moto. No, verrà momenti. Ma quale momenti? Assai un interrogatorio disgraziato. Cosa dice? E lei ti può andare in da voi? Va bene, se mi volete io sono di là nello studio. Senti. Ma carissima, ma tu la sentisti? Ma di curiosa sta città, non hai i femmini più vecchi che fanno i polizie. Questa è Carusa. E adesso al lavoro gioco. A combinare cacchi in fissaria non ci vuole niente. Ma che parenzanno, case ma nord, che hanno un'altra mentalità. O sentisti bene l'amico, ma piglia come odore. Di sera, sole. Sai non li si trovano questi giorni spericolati? E sa tutto noi. A me mi interessa solo di mio figlio. Una Carusa, sola, sta una casa, con un mascolo. Con un medico. Sempre maschio, Chi tu? Bravi, a voce pinzeri va testa. Fra cicchione sa maritare. Ma, e speriamo che come dici tu non c'è stato niente. Niente, non ti preoccupare. Niente comunenti notizie di sto bambino. Io sai che faccio ora? Ora vai, riesco e mucecco io non va bene. Ma non neghi vai, ma che ti pare così? Amo un po' che ne ci intagliazza e c'ho più parecchio pronto che ti fa bamba. Carusa non sta a girare. Il giro. E se ti vedi? Oh ma ragazza, mi vedo, e che ero piccolino. Io intanto ti hai a nascere. Oh ma, non avere primura, solito, e niente ci fa se sta una picca che babbalò. Dai, decidi, così ne approfitto magari. Mi vai al ristorante
A oggi arrivano i spigoli. E sti nordichi, se io non ci stai attento, li fanno mangiare parate. Ma non ti preoccupare, che a tutte queste cose ci pensare Carusi, è tutto a posto. Tutto a posto, brigio. Guarda che ti faccio vedere. Guarda, i Carusi sono sempre Carusi. Guarda che ci montero quei bombonelli. Ah, vedi sta signorinella di Porcellana? È chiaro. Chi sta si sta buttando a spasso un cagnolo che è sacro? E vedo se non facciamo ma la figura con l'invitato. No, non ti preoccupare, è il gesto quello che conta. Sì, un gesto. Allora tanto valia che ci regalavo una quantità di pasti secchi. Io intanto dai amici. Ma non devi fare, non metti che è arrivato dopo. E allora? E allora sarebbe giusto che ci fossi magari tu a decidere lui. A Totò. Ecco io, lo papà. Che mi interessa mia del credino? No, io fare il mio vestito. Sì, è certo, tu al povero Totò non può vedere. Ma intanto è un Caruso educato. È difficile. E se non fosse per l'amicizia che avevamo un separato registo, a st'ora, a savi stavo che ci avesse fatto fare. Ricordati che i felici hanno sempre stato compagni di banco, dalle elementari. Lo vedi? Io non mi faccio capace come si può laureare una bestia di un sapone quando vedi cianci lacrime a lavare. Non c'è niente da fare. I soldi fanno chi stai altro. Oh, io intanto, vai a Nesci, vai a mettere la camicia. Ma una picca di pazienza però vorria, vedi? Totò è felice, diceva sempre come un tuo frate. A che piena, vuol dire la camicia? Cominciò a ghittare le lacrime. Oh, ma la nuova, ehi! Mirella? La camicia! A donna di cue? Stai arrivando, botta di veleno? Non si preoccupi signora, ci penso io. Finalmente te lo vai! Scusi, lei è il dottore che viene dal sud? Sì, dell'Africa! È il dottore, l'amico del dottore che doveva venire dalla Sicilia? Il dottore farmacista! In persona! E tu? Tu sei Mirella? Mi conosce! Dalle email che mi scrivevo felici? Tutte cose saggio di te. Faccio magari che ti pigli i pennoletti. Sì. Lo saggio, ma non parlo. Grazie, buonanotte. Non fare Ora ci pensa Rosso. Una sì, magari potete andare. Sei un pilla! Bravo Pippo! Dottore, non si preoccupi, ci penso io, di a me. No, lascia stare. Io ora ci pensa a Rosa. No, anzi, tieni visto invece. Oh mamma, ma che cos'è un topo? Ma quale uovo? Vedi chi sta fermi? Questo è un nobile porcellino d'India. Non un villano sui di terra, ma una cavia per esperimenti di ricerca. Comunque, visto che ti scanti, lascia stare. Io ora ci penso a Rosa. Rosa. Che li sto pescando? Rosa! Buon Rosa! Oh, non ti sediare! Vai a darci una mano io lo collega. Cosa dice? E la mia governante viaggia con me, va, muoviti. Subito, dottore. Come s'annega? Precisa come mi scrivo per il
ma è buona! Ossia, e qua attaccato? Che vuoi dire? Non se ne viene andata la bevo. Io? E che hai detto, ossia? Ma che succede? Guarda che sta ciascolando casa. Mi assomiglia a Mastro Agostino Miciaccio. E che volete fare? C'è Rosa con mia. Ma che la rosa ti buttaste? E perché ora? Così miei. Quindi non capito ossia. Comunque, stai fuori una casa precisa a come esprimo felice in tale mai. Ti piace? Sì, sì. Chissà chi è? Ah, a volte interna che tu non lo sto. Precisa. E quindi ti dai a camera letto? Sì. Vabbè, visto che voi siete qua, io vai e metto il mio come Un momento, guarda lì. Da panna non si può andare. C'è un montiere che si sta vestendo. Ah, signora Peppina! Allora che tu caso qua? Ma perché? Non ne potevo bucare. Chi sta del ricordo che ha a casa? Bravo! E io! Che tu? Io! Non ci capiamo tutti! C'è Rosa e io ho bisogno di spazio! Ma perché tu ti volevi bucare, cara? E che tu? Così stavo con suo figlio? Io così mi esprimivo! Con felice. E va bene, ma ti non hai dalla beco? Mamu! Così è signora dalla vita! Io mai finita! E mi pagai! Guarda che sta già trovando casa. Me ne avuto io. Ora tu l'hanno predito, devi aiutare tutte le baratelle e vai e ti cerchi la beco. Guarda che bella, stammi in casa. Ma perché si sta incazzando? Mi caso, ciao che mi caso. Oh, Totò, finalmente rimasti! Oh, signora Peppina! No, scusate, mi faccio sempre qui. Ma sto insieme, suo marito non mi fa parlare sempre. Mi perdoni. Come vuoi? Buono, magnificuri. Stai parlando come sono ieri. Ai che ci stai domandando? E ti stai rispondendo io. Oh, cammelo, che opera di carità. Felici? Felici? Ma non è felici? 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 A te lo sta domandando, babbo, non è felice. A mia? Sì. E come sapete mia? Io non posso venire. Che stazione felici? Ma che scusa, non quindi che devi a stazione? Ah, ho capito! Felice a noi la stazione non mi piglia! No! Io vengo con taxi! Ah, con taxi vedi? Siamo forti. No! Buona lei! Di Bologna! Perché sbagliai stazioni? E finita! Andiamo su bestia. Cose che succedono! Ma non mi vedi dare! Ho alzato l'ingegno e chiamai un taxi. Ho intelligenza. Ma non si preoccupasse, tutto a spese miei. Ci mancava un pulito pagare, via. E nenti, facesti buono. Signora, la lasciamo stare, per favore. Meglio, Sentite chi sta. Scendendo tu sei a Bologna. Rosa, non li fare appena fino a casa. Rosa? Quali rosa? Sì, Rosa, magari a Rosa si buttò. Guarda che tu sotto. L'ombrella, tutti sti valici, un cappotto, la cupetta, la ghiaccia. No, non ci posso credere! La cosa scappa via! Ma eccolo via a dire! Chi è che si è visto l'uomo, mischinetta? Sì. Non è ora. E sta chiamando. E carica dei malazzi. Cara, E sta facendo di scala da chiamare. ancora ci Stavolta Dottore! Oh, sì. I mannarini. Per lui c'è la sposina. Felici mi dissi. Dottore, scusi, le
compare. Vado anch'io ad aiutare la signora. Oh! Vedi che cosa è, signorina? Se ti dice signore, capace che sapete. Va bene, dottore. Ma che ci posso pigliare? Non è che soffri di meresia. No, niente. Stai facendo degli esperimenti. E sognerò alla buon punto. Quale esperimento? Ricerche contro la stitichezza. Questa è la formula toccata. Ossia che magari perché sta casa passerà alla storia. Anzi, capace che ci mettono pure una bella lapide. Ho scritto qui, fra queste mura, è stata scoperta la cura contro la stipsi. E qua non è sinto di stomaco che non può cagare, Senti, se non fossi figlio di un amico mio, a scuola te ne avessi dato una che ti avessi girato tutta stanza. Ma perché? Per quanto sei sconchiuto, pallonare e botticine. Non ci credi? No. Non ci credi? Meno male! Chi c'è Rosa che parla? Rosa, che parlo? Che dice Rosa? Che dice? Che fa? Non fa proprio niente. Alle volte ci sono 2 o 6 settimane di blocco totale, stipsi massima. E può anche succedere che ci viene una peritonite acuta, infiammatoria, irreversibile. Poi, a causa di questa stitichezza, ci compare un topetto, un angioma. Una gioia. Se un tonno su toio. L'angioma, una specie di melinciana, una macchia rossastra qua, alla minna sinistra. Ma con la mia cura e con la pomata che ci scigai ci scomparivo tutte cose. La melinciana. E leggio, ci sta scomparendo magari. Ma non è un problema, ci si può la pomata magari dall'altro lato e ha fatto diventare liscia, come si passa di San Giuseppe Pugliano. Ci vuole anche il lato esterno, no? Il Giuluzzo va in pieno davanti, si lunga, non sa che cosa faccio. Che stai dicendo? Oh. Salutiamo, non la cosa. Ora, mi devo chiedere un rosario. Forza, forza. Un rosario, sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santo. Santificate il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto. Ma che ci vuoi pigliare? I miracoli della scienza! Ma ora chi sta ci vede rovesciare? Mali! Guarda, sto rovescio non ci vuole. Facitela bucare, che mi? Facitela bucare. Giusto, ragioniamo. Andiamo a fare bucare. Andiamo, un necuzzatole. Ma che? Come fare rovesciare? No!
bisogna appuntare. Aiuto, Maria Santissima. Lei su, ma ora non mi sta camicia, te dici, non ti, risolvi sto Professio. Lei che fanno, signorina? Andiamo. Sì, sì. puttana. No, ma... Oh, peggio di non uscire. Capito, una cosa che ti ripeti da solo mi senti di meglio? Un momento! Senza intagliamenti! Che ci devo fare le analisi! Ma chi la luce è caita? Magari non è male, se tu fai un foto, tu E come? e quindi, volazzi, un pesce al bagno e ci dia a Bologna. Quindi un camion a rimorchio, vado in ti buttoi magari a tumanella di mandarini. E niente ci fa papà, a salire, caldo di sella, ci piacciono i mandarini. E ti vuole dire, ci ne buttavano qua, giuntare la scala. Ci andiamo a fare il calcio sempre, come siciliani in durantazzi. Papà, ma tu non te ne volevi andare alla becca? No, niente, stava pensando, non ho una cosa invece. E che cosa? All'appartamento dove piano sopra ci sta un amico mio, un veterinario calabrese. E se non mi sbaglio, stasera vi scendere a Reggio Calabria. Vediamo se me la sapete. E pitto dopo, sai come è fatto Dio? Non ci sa stare dalla becca, dice che non è abituato. Ah, mi pare che me ne viene io. No, tranquillo. Guarda, vai, e vediamo se tu mi dai la chiave per questa cortesia. Va bene, ti vediamo. Sì, ora io non esco magari, vai, non esco mi faccio a papà. Ma non è che va, ora me non va bene, stai tranquillo. Aspetto che... Ma quale vieni? Non ci vedi? E io a voi resto che papà quanta faccio. Scusi, signore, sua moglie dice di sistemare i bagagli. Dove li posso mettere? E non dicevo di rubare il lui. Cosa dice? Di là, mettili in fondo alle scale. Di là, che ora si nuova. Va bene. Ah, meno male, va. Scusate, Maria preoccupata. Ma ora bisogna che io ci tranquillizzato. Un rovecchio può per una causa. Ah. Chiedo, ora si può capire di sentire male. Perché stavo di chiamare a piedi? La macchina ci fa male, che ne sapevo? Chiedo, su macchina ossia, a piedi ti Bologna fino a casa. E quanta via ti va lì? Che parlo tu? Ma dunque, intanto se Rosa rimetti, io l'analisi ci faccio stesso. Non bisogna trascurare niente. Scusi, dottore, il signore mi ha detto di portare tutto di là. Vai, cara, che appena Rosa si rimette ti aiuta. Più presto rimetti, più prima si rimette. Cosa? Dico, se vomita si sentirà meglio e ti aiuta. Ma non è necessario, faccio tutto da sola. Lo so che sei brava. Sei brava e pure buona. Più buona che brava. E come s'annaga. Perciò, senza distrazione, per cortesia, si macchina uno e faccio l'analisi. Allora, speriamo che non mi dimenticherai niente. Allora, l'alcol e c'è, aspirina c'è, l'imbuto c'è, l'amici c'è, la cuffietta c'è, i guanti. Vuoi vedere che mi dimenticai i guanti? In testa. Ah no, cazzo. Tutto a posto. C'è tutto. Oh.
un cicciano per fare l'analisi. E restai un cicciano. Sì, meglio, sconceggimi. Bene, cavolo. Mi preparo a fare l'analisi a Rosa in caso mi sa che metti. L'analisi invece della lettura a fare a chi? Non ci rivedo però. Chi è che ti dico? Dico, l'analisi della lettura a fare a chi? Non ci rivedo. E come mi stai muto se nunca non puoi che tu mi spagli a parlare? Ma un sta andando, questa gran papazza. Non mi vedi? A papà sarà a fare mia marina. Ma via siamo! Non è! Tu prima che passa andiamo a fare chiamare Tarun! Ossia la tassa mia. La tassi, bello, rasato e pulito. Magari il baffo me lo vai. Mettimi in meno male, se non capire che te lo davanti, va. Gli hanno proprio ragione. Come il capo tu chiami in da? Tarun! Avanti, donna Rosa, verifica. Settate più accanto alla seggia e vi digitate la vecchia. Davanti, così, a leggere a leggere. Avanti. Giù, digitata, Che fissare! Pare che mi passò. Ia te sta detto gatto. Ma quale vassoi? Non ti vedi quanto si parla da davanti? Venga, ia te sta detto. Vieni qui, c'è un video a cucina. Giù mi ti si fa. Ia te sta detto. Così. Ya la bocca. Ya sta bocca! Diavolo! Ti stai dicendo mi ama bocca. E salima. Così, brava. Oh, resta così. Signora Peppina, non si sedia, si inizia a destra, così. Non ci fai che chiudere la bocca, non mi raccomando. Ti stai rubando. Ma questa bocca bella stanca, così. Un bel matrimonio! Dio mi scansa e libera! Ma mi scatto da lato! Ma come va questa cristiana? Io ma cos'è? Ma chi c'è? Chiavi! Come chiavi? Chi si ruota? Ne vedi che tonzilli chiavi? E buone, chi ci fate? Non ci portano nessuno! No! Però mi devo decidere di vincere. Sì,
ci levi? Oramai stai là, chi ci levi? Mirella, e vedi se mio figlio? Non credo, il dottore ha le chiavi. Parola d'onore. Cacchi che oggi di chiesti, ti faccio scompare. E sapeva stai! A bocca della sempre vita! Oh! Sì, che dici? Ma che sta dicendo? Ma parla! Non parlare la bocca aperta! Ma allora no, parla la bocca chiusa! Che parli così? Ma... Ritu che si stancò e si chiude la bocca! Stai Giovanni! Sogno quasi pronto! Ferma! E ora si passa tutti i fuori! Che gli può fare? Ora vedo così! Risolvo il problema alla radice! Ora faccio vomitare io! Ti dico prima in Chi era? Lo squalo! Per mio amore! Io non ci devo più aiuto! Poi... Scusi dottore, di là una signora è venuta per una visita, mi ha chiesto del dottore. Ah? Chisti? Una visita? No, bene, non è possibile! Ma E un... Dov'è questa signora? è di là, le ho detto di aspettare. Una signora hai detto? Anziana? No, giovane. Ah, brava! Dicimi signora! Dici che il dottore oggi non può visitare. Ma il dottore se vuole può iniziare a visitare. Da quello che ho capito la signora ha anche un appuntamento. Non è possibile! Cosa io? Modesta mia. Mi dissi che Luisella, la sua futura sposa, vuole che lui cominci a visitare dopo le nozze, al ritorno dalla luna di miele. La signorina vuole così. Proprio così. Che ci vuoi fare? Un capriccio. Ma perché? Come perché? Per trovarlo integro. E le balle. Io non capisco. Vedi, noi siciliani, quando ci troviamo al cospetto di una donna nuda, ci alteriamo, entusiasmiamo. Diciamo siamo un treta, va! E battiamo con i 512 compri? Ma dimmi una cosa. Chi? Buona? Cosa? La signora di là dicesti che è giovane e buona? Ma la signora è una paziente, è venuta per una visita. Buona di saluti
aspetto che ha? Veramente sembra sia bene in salute. Ah. È anche una bella donna e sa come si muove, come una vispa Teresa. Oh, guarda che fa? Mandala via subito, di corsa! Forza, prima che la ferisci! L'uomo sta tentazione del canto. Va bene, non si preoccupi, ci penso io. Dio me ne scansa libero. Ni mancheria stavo. Giovane. Bella. Vispa Teresa. Continentali. Non so come si naga. Ma come potti sbagliare Laurea? Signora, le ha detto che il dottore non può ricevere. Buongiorno, dottore, io sono Emma. Emma! Perché non vuole visitarmi? Visitarla? Ma io veramente... Una mia amica mi ha consigliato di farmi visitare da un medico siciliano e pago la visita io, Buona! Voglio seguire il consiglio di questa mia amica. Ma veramente io... Lei addirittura sta per sposarne uno, un medico siciliano, focoso, passionale. Te devo andare, Mirella! Ma signora ci penso io! Sta comoda, sì, signora! Sì. Io sono divorziata. Divorziata? Sì, ho avuto un marito, purtroppo, ma me ne sono liberata subito. Sa, un poco di buono. Un poco... Poco! Proprio come marito, un uomo impossibile. Pazienza! Cose che capitano! Continentale, vero? Chi? L'ex marito. Questo diciamo... uomo. No, era sicuro. Sicuro. Siciliano. No, signore, non è possibile. Sicuro. Sicuro. Sì. C'è lì anche in Sicilia. Sono l'aria, ma ci sono. Non poteva farne a meno. Gli piacevano tanto le gonnelle. Le gonnelle. Ti piace indossare la gonnella? Vestirsi di femmina? Chi fai che lo sa tu? No, cosa ho capito? Era un donnaiolo invece. Mio marito mi tradiva quasi ogni giorno. Per questo l'ho piantato. Oh, i siciliani. Appunto, non poteva essere che un siciliano se si marita, se si sposa va. Possa essere un marito fedele? No, che c'entra? Ci sono chi dicono la mia, per esempio, che siamo come l'edera. Dove si attacca, muore. Baffi? Sì? Lei è senza baffi. Ah, me lo hai. Li ho tolti per non sembrare troppo meridionale. Ma sai, ogni tanto mi viene del lisciare la mano. Peccato. A me piacciono moltissimo gli uomini con i baffi. Proprio moltissimo. È eccitante sentire quel delizioso solletico quando un uomo, un maschio siciliano con i baffi, ti bacia. E come te vai? Non so immaginare un siciliano senza baffi.
sempre stati e meno. Traduco, in estate e in inverno. Poi magari a chi mi sta spuntando la vigna, quindi... a vigna. Calvizi, come a Pippo Baudo. Solo che non si dice già pianto. E allora, dottore, mi visita? Io visitassi! Bene, faccio una telefonata allora. Vuole? Mi permette un attimino? Non è oggi un momento. Cara? Sì, tu Michella? Sono Emma. Mi trovo in casa Lotauro. Sì, il dottore mi visiterà. Come? Ma ora, subito. Come vedi, avevo ragione io. Il lupo perde il pelo. A proposito, si è tagliato i baffi. E certo, vuole camuffare, mi capisci? I siciliani, tutti uguali. Hai perso la scommessa, cara Luisella. Certo, puoi controllare chiamando a casa tra poco. Ciao. Possiamo andare? Ma comodo tenere lo studio! Vedete da Pilareggia! Pronto? Sì, casa del dottore Lotauro. Come? Chi sono? Perché lo vuole sapere? Sì, sono la donna delle pulizie. Come dice? Sì, c'è una signora. Non conosco il suo nome. Una signora che è venuta per una visita. Sì, è lei! È di là col dottore! Prego? Pronto? Ha chiuso! Vai a capire la gente! Signora! Ampo! Oh, che consigli che ho, signora! E che aspettava mia? Pronto? Oh, sei tu, Luisella? Come? Pronto? Luisella? Luisella? Pronto? Pronto, Luisella? No, stava proprio io. Era Luisella. Benissimo. Addio! Ehi, Nobile, chi sto è diverso? Non mi faccio capacitare. Poi non ci vedo più. Fosse stato paese. Avessi chiamato a cacchetuno. Fuggiamo. Ci investito do. Perciò non avrà chiesto in difficile. Cercamo Emmi, Emmi. Comunque c'è F, G. Guarredi. Buongiorno signora! Ma c'è tu è ora? Sono io signora, mi scusi il ritardo. Oh figlia, mi facessi salutare all'aria. E come ci assisti? Che c'è la portavetta? Mio marito è felice da poter scudare con un iscero. Ma no, la porta era chiusa, l'ho aperto io. E come? Li avresti tu? Come li avresti? Con la chiave, eccola. Hai la chiave?
La chiave della porta d'ingresso? Sì, me l'ha dato il dottore. Ha fiducia in me. Perciò, fammi capire, tu non ci attendesci a piacere tuoi. Ora io queste cose ne capisci. Troppa fiducia. Vado a pulire la stanza del dottore. Sempre dalla la testa, vieni qua, è fatta già, tranquilla. E cerchimi invece un numero da signorina, anzi da di mio figlio. Vai, accelera in e cerca il nome di suo pace, Prefissore Moraldi, da così si chiama. A Sciala non mi ricordo, però ha un nome curioso. Moraldi. E il nome? Se ti dico Moraldi, Prefissore Moraldi, e basta, da così si chiama. Ho capito, ma il nome? Buono, mamma. Ah, forse questo. Professor Moraldi Augusto, via Re Arboino. I due dopo stanno a sto babbuino e chiamano e fammi passare la signorina Rosella, ci voglio parlare io. Una mamma sa come parlare e aggiusta tutti i cosi. Non risponde. È occupato. No, è libero. Chiama ma non risponde. Sente? E come può essere? Ma se mio marito ci chiamò prima di partire, fallo una volta, li voti sbagliasti. Il signore è da molto che è uscito? Sì, ha 10 ore, stanotte non posso dormire, sempre facendo voci. Grida in continuazione il signore. Sì, ma veramente tanto tocco non è che lave. Ti vuoi dire che si rompe un fidanzamento a giorno di matrimonio? Un ne sa detto mai? Ah, Santa Carusa! Non risponde, non ci sarà nessuno in casa. Sì, a volte non vanno a rispondere. Sarà, ma intanto non risponde. Scusi se io mi intrometto, signora, ma forse sarebbe meglio che il dottore parla a lui della signorina. Certo, c'è non magari idro come marito. Credo che stanotte manco idro potrei dormire. Allora stia certa che il dottore risolverà ogni cosa. Che darà un bacio. Lui è così tanto bravo. Mio figlio! E tu che ne sai? Immagino, tutti gli uomini sono bravi a fare le moine. Che cosa? Che fanno? Le moine, le carezze, i bacetti. E il dottore sa come comportarsi. Certo, tu sapi, non è più un piccirito. Cosa? Non è più un bambino, non è più un bambino e sa quello che fa. E mi scatto invece di mio marito che hanno guido. Speriamo non mi sderuba cantonero, solo so. Solo io ci posso scombattere con il cristiano. A proposito, come si sono trovati la signorina con il dottore all'appartamento al piano di sopra? Ma non faccio, veramente ancora stamattina non si hanno visto. Da povera donna Rosa era stanca, molto di viaggio. Figlia che non ha mai viaggiato. Ma vuole che vada io a pulire l'appartamento? No, non c'è di bisogno, c'è donna Rosa. Ma magari la signorina è stanca e vuole rimanere a letto. Ma quali letto e letto? Avete stamattina avviato che sento un rumore da sopra. Da sti casi moderni di città si sente magari quando uno sbadiglia. E vai agli amici, questi saranno i mariti. Subito! Ah, quanto hanno di bei casi di miei paesi? Non c'è manco paragone. Signore! Signore mia! Un figli! Presto! Presto! Stava iniziando una volta! Una volta? Ma che sta dicendo? Che succedeva? Rosa! Rosa! Sto chiuso in bagno! Prima mi rispondia! Ora non mi rispondi! Sono preoccupato!
vivo, a casa, non lo sai. Comunque, se chiudevi una volta la chiave, vieni stai bloccato. Io dici che poi tanto Oliver mi chiama, ma io quando non sento manchi cannonati alla podia sentire. Poi dici che si sta ancora di chiamare e si toi sopra il gabinetto aspettando che finisce. Imposta tutta lottata sopra il gabinetto. No! Dico ogni tanto si suggia per cambiare posizione. Una picca sopra il gabinetto e una picca sopra il tuo biglietto. Oh, che Guarda che ho un appartamento nuovo acquisto. Compagni magari no. Perché non c'è la senatura? No! E la stare spaciata. Lo sai che feci l'amico di Felici, un proprietario dell'appartamento di sopra? Ci picciò un bello cartello, ho scritto serratura guasta, non chiudere. E a non so se non la responsabilità. Ah, e c'era magari scritto. Certo, c'era scritto sì. Infatti io leggi e non mi chiudi. Chi era cretino? Rosa invece. Chi può dire che non è cretina? No, è analfabeta. Guarda qui come va questo danno. Chi ha assicurato un chiesto dell'amico di Felici? Chi ne muore da Inter? Ma dicendo, babbo, piuttosto, perché non c'è chi invece in vita serratura? Una volta mi porti, ma la loro sta chiusando bagno. Poi mi marito un cacciaviti e una pinza. Ma è un nemico! Ecco che mi dimenticavo un po'. Alla città che la senza! Mirella, sai che fai? Vedi se trovi un martello, un cacciaviti, una pinza. Una lima, un pezzo di porco. Cosa? Un piede di maiale. Un accesso insomma per aprire la porta del bagno appena del sole. Chi sto sicuro che mi fai tu? Ora io dai. Guarda, aprire la signora. Analfabetismo meridionale, ciucciolisia semplio, ma devi a scuola sì, no? Mirella, quello è marito. Ciao signora. E mio figlio. La signora è venuto Gilberto. Ah, va bene, l'amico di Mirella. Non lo sai, io dovevo venire a pigliare la motocicletta, tutte cose sai, le dici, mi spiego tutto. Devo pigliare. Gilberto, si scusa, ha detto che ieri ha avuto un guasto alla moto. Ma, sta moto, i carrozzi si divertono. Gilberto dirà, gli ho detto di aspettare il padre del dottore. Io però nel frattempo vado a vedere se trovo qualche attrezzo, va bene? Bravo, via. Ma lo santo cristiano di mio marito stamattina ne esce con la babbalonga. Ma oggi con questa confusione manco ci feci caso. Scusate, ora che non quando pensare sono giri di mio figlio quando vengono spuntare con la babbalonga. Niente ti fa signora Reppina, non stassimo pensieri. A sti polintoni di qua sopra ci piacciono i meridionali col pelo lungo. Infatti io mi stai facendo ritricci di baffe. Bene, tu non avevi baffe come a Felici. Ma devi baffe? Avanti, su vado seno. Vuole sapere perché? Perché a tutti i passeggeri ci pare che io ero un figlio di Rosa. Giuro. Perché io e Rosa avevo gli stessi baffi. Ma io la donna Rosa voglio sempre baffuta. Ma la guida non ci fa caso a sti cosi. Dottore, ho trovato solo questi. Mi permette signora Peppina? Vediamo se posso riparare. Speriamo bene. Sempre sarò viva. Mamma mia. Mirella, dicisti che di nuovo va bene, vero? Sì. E allora
Prepariamoci una seggia. E io voglio pigliare una tovaglia e facci. Cosa? Un asciugafacci. Una mappina, va! Va bene signora, ci penso io, la prendo di là. Oh! Mi stai sentendo pigliato di lui? Giovanna! C'è uno che chiama un pizzerino! Cosa? E là c'è un tale che dondola! Voglio dire che culla un neonato! Che domanda ti dia? Qui! È Gilberto, dottore, è venuto col bambino. Gilberto! Ma che fa un babysitter? Ma no, fa il coiffeur. Allora forse lei non ha capito. Gilberto è venuto qui a fare la barba al padre del dottore e ha portato con sé anche il bambino. Ma che stai dicendo? C'è un piccerino in c'è la carrozzina! Perché sono fatto da peso? Ti vuoi sto piccerino? Questo bambino, va! È il mio bambino. Lo lascio nella bottega di Gilberto. Oh! È il tuo bambino! Vuol dire che è un tuo! È un figlio tuo! Proprio così, mio figlio. Perciò tu hai un figlio e io non faccio niente! Ma da fidanzati felici mi poteva scrivere però, non si fa così! Allora, vuole dire che convivi? Con chi? Come con chi? Chi può fare la Santa Eleonora? Un Gilberto! Chi tu che... una ragazza! Ah già, vera! Che si usa l'amore libero, senza matrimonio. Ti a fare scoccicato con la sua piazzola e chi non cresce. E bravi! Fino a quando la chiesa non si sentia, però. Troppa libertà! C'è troppa libertà! Ma Gilberto non è il babbo. Non è figlio di Gilberto. E allora di questo? No! Non mi menti! Oh signor Muzzo, guarda che pasticcio! Ecco perché non mi scrivevo niente! Che è successo? Che vuole, dottore? Che è successo? Certo! Successone! Bene! Bravi! Fissi! No! Non fate fissi! Non fate per No, non fa niente, a me va bene così. Ho il mio bambino e sono contenta. Anche Gilberto lo sa, anche lui è contento. Vuole così tanto bene al bambino. È contento pure lui. Perché tu? Che colpa ne avete dare una licenza? Il bambino si è svegliato. Raccontiamo sta chitarra, però e aveva ragione mia madre che consiglia sempre il metodo antico. Venuto che certi cose ancora pinnola non è sicura. Mi basta di sentire recensire un Andreo. Certo, proprio così. Un allevo. Di là. Ah, vero è. Di là. Da panna. E chi ci fa ora qui ci ricoca? Si è addormentato. Oh, scusi signora, ci dirà il mio bambino, è venuto con Gilberto. Il tuo bambino. Quale bambino? Ma non è signorina. Era! Ora ha un piccerino da panna, inizia la carrozzina, un Gilberto che naga.
così da tuo Gilberto. Ora risulta che tuo marito. Ma quale marito? Ma non è il tuo marito piccerino? Gilberto è solo un caro amico. Oh, io vuole bene, come se fosse figlio suo. Non stai capendo. Pazienza, signora Peppina. La frittata è fatta. Niente ci fa. Oh. Però, Peppe, lo sai. Ma di questo piccirino? Non rispondoi! Come non rispondoi? Sua figlina? Tu ne potevi ascoltare, dell'aria. Ma mi fa ridere così, eh? Sono cose che succedono. Come si dice? Tanto va la gatta al lardo che ce lascia lo zampino e poi lasciano i piccirini. Però non si preoccuparsi, perché qua sopra al nord non ci fanno manco caso. Non è che uno se la mandare per forza. Io sono contenta così. Il bambino è felice! Preciso! Ti possiamo vedere tutta faccia! L'occhio, un naso, a bocca. Oh, io sono i baffi, c'è mamma. Mi sento mancare. Ma felici, niente, benissimo! Mia mamma! Senti, mi scrive un tallamento! Oh, ma mi tutta bene! Io non potevo fare! Chi non dava fare la ripratizione! Signora Peppina, non ci fa niente, ti dico! Al nord è una cosa normale, normalissima! Sì, ma io mi sento mancare lo stesso. Oh, non facciamo scherzi, stassi. Ah, così. Oh, avanti. Se ne pigliasse la Quando io ho conosciuto il dottore, avevo il bambino. nauso! Nauso, mi dici tu! O sì, lo sai come sono sti carosi? Come funziona? Ma che cosa dice? Il bambino è quello ed è solo mio. Ha visto? S'accolla tutto libero. Perché si incazza, signora Peppina? Sono una ragazza. Certo, se fossimo stati paesi, a sta ora se non si maritava, come minimo ci sparavano a scomettare nel passo 20. Male mi sento. A mio marito. Chiamare a mio marito! Come chiamare? Signora Peppina, si Oh, no, non facciamo scherzi, signora Peppina! Oh! Che ti piccioni? Vuoi che mi sconcorro la testa? Ma che fa male, farà male! Un pettino! E che ti va a rivelare la foto? Ma quanto sono coraggiosi sti femmini! Venga! Giugi! Cosa? Giorgesi! Facci un po' di vento, sturbi! Un po', va! Così, va! Cosa? Giù! Appena se si spiegassi! Pronto? Che dici? Non stai capendo niente? Un momentino, in linea. Oh. Venga, credo che parla a polentoni e non si fa capire. Un momentino! Ora le passo una ragazza che vedi qua su e fra voi altri vi capite. Parli tu non capisci niente.
Vediamo che sta rinveni. Signora Peppina! Signora Peppina, mi senti? Oh! Io sogno ma quale? Ma fare una mummia? Signora Peppina? Oh! Chi è sta culla? Pare una mummia. Tutankhamon. Signora Peppina! Oh! Se risvegliassi! Gli esigivi un collasso cardiaco! Oh signorozzo! Ma gli devo rispicchiare! Per la carità! Signorozzo! Senza parla! Sì, sono Mirella! È il signore! Un signori! Gesù! Chi è che parla? Milanesi! Ma no, che cosa ha capito? È il padre del dottore! Ah, Ibri! E che si insegnò un milanese? Ma no, parla in dialetto, anzi grida, e io non lo comprendo! Oh, che capace di chiudere la mia! Quanti penso io? Pronto! Io sono Dodò! Eh? Chi dici? Unni siamo? A casa! Ma perché vuole sapere? Ah? Oh! Ha letto di Santioni chi non stai capendo? La via! Quale via? In quale via siamo? Ah? Chi? Ma perché vuole sapere? Sì! Oh, il suo marito? Ma non viene subito! Un momentino che stai parlando con sua moglie che grazie a Dio si spiega ora. Ah? Ma quale è il ciuletto? Lancellotto! Sì signori! Sta casa è in via Lancellotto, non è Ciuletto! Via Lancellotto numero 6! No, fallo venire urgenti! Ma quale urgenti? Mi dissi che si vedivo! Si vedivo! Dici che non si ricordava un uomo lasciato! Meno male che si ricordava un numero di telefono! C'è Felici qui? Felici! Sto a casa con Luisella! E io si avventurò su! Ora ma credo! Pronto? Sì, signor di nuovo! Allora, ossia, non ti scoraggiassi! Chiamassi un taxi e ci dicessi un uomo da via che gli ha avuto direttamente cazzo come feci io? No, non è Anzuletto! Lancillotto! Lancillotto! Che tu reato, va! Via Lancillotto numero 6! Sono Lanzuletti! Ah, quanta male chiesa si fa accompagnare! Come può sia la vita? Dimmi che lei ci sto valogio e quindi chi si vede?
bambino. Il dottore non ha niente a che vedere col pupo. Mi sta dicendo che mio figlio non c'entra? Finge! Per non farla sentire male una sola. Popoli nordici ammirevoli. Politici nati. Come che non puliti. Nella verità, il dottore è stato molto buono con me. Ha saputo del bambino e mi ha fatto lavorare. Ah, ha vinto! Prima mi tiri incinta e ora faccio tagliare. Bravo figliolo felice. Ma che cosa ha capito, signora? Il dottore non è il padre del bambino. È strano e non ha niente a che vedere col pupo. Ma vuol dire che Iddu non c'entra questo picciriddu? Che non è figlio suo, va? Ma no, il dottore è solo una brava persona. Oh, ma non sapete. Scusami figlia, ma sai, la mamma. Oh, signoruzzo, che scanto. Grazie, che scanto. Oh. Però o padre che aveva chiesto di siciliano, capite? Ma no, ora le faccio vedere. Gilberto, vieni. Guarda qui il pupo. E tu ti fa la nanna per culo della mamma, vai la ninna, vai la nanna. Gibbo, incomincia a preparare tutto per fare la barba al padre del dottore. Io nel frattempo vado a prendere un asciugamano di là, va bene? Tranquilla Mirella, che penso mi. La mia tanto contento non mi pare. La mia non mi mica. Qui mia sì siciliano. Che stai No. Non mi vedo a fargli so. No. Non mi mascolo da mamma no. Gesù, suo piccolo non vuole dormire. Porti un topo la vita. No. Tranquilla, signora. Oh, che bel mestiere, quello del barbiere. Oh, signorina, è stata liberata.
qua, Figaro là, Figaro giù, Figaro su. Questo è Gilberto, signore. Sapessi aspettare che ogni volta mi faccia barba, ma arrivi e vedi. Giovanotto, grazie stesso. La prossima volta la recogliessi prima. Ormai vedi, a babba mi ha fatto una sola legge. Dove mia moglie, la signora? E di là, signore. Ma tu ci parlo. Salutiamo donna Rosa. Oh, zia Federica, tocca a me. Scusate se non mi sugio. Non sogno molto. State comoda. Pazienza, Gilberto, che ci vuoi fare? Ha sempre fretta il signore. Mirella, vieni sotto qua! Oddio, come grida. Scusami, Gibbo, io devo andare. Ti raccomando il bambino, però, eh? Ciao. Mirella! Mi sono contrariato! Siciliani! Villano! Terru! Emozionante! Che penso a me! Figaro,
arte! Sono un artista! Stella, stellina, la notte sei vicina e tu ti fa la ninna. Gesù, Giuseppe e Maria, ma che pace, ma onne posso giocare, vorrei tanto ritornare Parigi. Donna Rosa, si ricavi finalmente, signora Rippina, sono già stanca amata, si sta messo io di mamma Dio. Donna Rosa, vi volete dare una sciacquata al bagno? Basta questi bagni, non li voglio sentire mai. Hai ragione, Alidi. E allora camminate con mia, vi faccio riposare nella piccola stanza. Ma sentite una cosa, non mi potete accompagnare a Monforte? Mi scordate di toppare con la No, donna Rosa, avanti, non facete così. Che ora ci penso io alla bossia. Andiamo. Andiamo. Signora Agrippina, ma che cosa è successo? Netti, non ti preoccupare. Piuttosto, addonati pure. Subito. Un attimo che arrivo. Sei un renno! Oh, tu sogno! Dottore, ma che cosa le è successo? Rosa! Rosa scompariva! Ma veda che la signorina è di là. Così domani non ci vai più a Rosa! Corpo dell'oggi! Rosa non c'è più! E come potessi? Eppure un motoso chiesto è libero! A sta ora ti avessi toppato, no? Ma veda che la signorina è di là. La signora Agrippina l'ha portata a riposarsi. Dai! Sì. Oh signore, non so bene ringrazio! Io che credevo che si aveva scaricato un foglia! Rosa! Rosita! Ma non si preoccupi, venga con me, le faccio vedere dove è la signora, si sta più tranquillo. Andiamo. Rosa! Oh Rosa! Rosa! E che ti dici io? Che ti vedivi? Mi vedi, sì, sangue di dolce ma e non sono manco un bambino, cioè. Ah, lascia stare piuttosto. Che notizie mi porti? Ci parrasti? Certo che ci parrai. E ora è tutto a posto. Vita vera? Davvero. Cose di carusi, capricci e bisticci. Tu fatti vedere che quando una femmina si ne accorge di qualche cosa che bastotto, o è di Monforte, o è di Pitirino, oppure è di Pavia, stessa cosa è. Tu fatti vedere io un po' gelosa. Gelosa? Sì. Come ad ogni modo di buttare tutte le cose. Ma che come noi felici? Chi non saccio? Saccio solo che da prima si stesse muta, cagnata. Poi quando felici si avvicina a noi, ce ne sentò una che ci disse che ce l'aveva come tutto. E poi ciccoi mo spinna tutto. Ma vita vera? Ma che modo di dire? No, che modo di fare? Ci voleva scippare i baffi. I baffi? I baffi. Poi a un certo punto perché io si calmò. E allora s'abbrazzò e tutto. E un bacioi. Arrestò e ammigliò al tuo figlio che paria in arancicino. Poi assai solo. Oh signore, mi vuole fare felici. Felici e felici. Sì, è Luisella, ma che sta dicendo? Dico chi felici è felici di essere felici. Perché qua felici è... Ma che confusioni! Ma
strumentoi finalmente. Che dici? E che parlo dopo? Chi devo fare silenzio? Signora Agrippina, se fosse avere ora mentre che è cuccata sopra il letto, non giù letto. Ora si rigittò finalmente. Dove avete cuccato? No, Carmelo, per favore, Pionenti ci fa. E quindi? Passò una mala nottata e a mattinata, lo sapete dove scendeu? Lo sapete dove scendeu? Da finestra, sì signori, tenendosi con dopo dell'acqua, su macchina di scanto, e questo è niente, lo scanto più forte, l'acqua quando ti abbanna, si va dentro specchio, e caputo in terra. Oh, Madonnuzza Santa, che non più specchio, che tanti di disgrazia proprio ora vicino ad un matrimonio. No, signora Agrippina, lo specchio, sto sano. E mi spoglia in terra. E di chi? E certo, Don Coppo si mette senza baffi. Questa macchina sia una che si è visto sempre che baffi. Di Coppo si guarda e non si trova più. Ma che sta dicendo? La verità, rosa e senza baffi. Ed è tutto merito mio. Certe volte si fa una ricerca e senza volerlo si scopre un'altra cosa. Come la pennicellina. Ho scoperto una pomata depilatoria efficacissima. Si possiede come pulita il taglio. Andate e guardatela chi è bucata su valoletta a panza d'aria. La legge proprio, senza parlare. Ma io ancora vuoi accompagnare? Ma non ci dici caso? Vuol dire che non va da stupore. Ora vedete la carrozzeria. Anna sa controllare l'effetto della pomata miracolosa. Che ne si cai una sola idata mentre che erano sulla docente e che stava dormendo. Dopo 2 giorni, ecco il risultato. Un miracolo potente. Certo. Come sape le immagini? Quanto meno vai, va, se non cavaliere di spirito umano, va. E allora mi sta dando questa gran premore? Vai, il peccato, un rasone lei giù. Ma come, non mi dicete che ti portava a mangiare ciumi? Ci porta a mangiare i fiumi? O sei il paese della parte? Barba difficile, una pena? Ora ci risolvo tutte ore la pomata. Niente più prurito non t'avanti. Io invece ho prurito da tutte le mani. E come non vai, va, che mi tratto un po' da me, guarda. Ma un nannati! Dove date di pomata per risparmiare questi soldi? Ma ognuno è partito dalla sua parte. Totò, ma vuoi sapere una cosa? Qui c'è un bacio con lui sella. E c'è tu? Che ti dici io? Fottici i mandarini e fagli le pace. No, non pure i mandarini. Ci siamo per pacificare i baffi. I baffi, precisamente. Ci pare che erano finti. Poi quando vedi che erano i miei e chi non me l'aveva loati, mi brazzone. Mi scendevo forte. Adesso magari un bacione. Ora io mi scassa adesso non c'è lo spicchino. Ma come lo posso levare io? Oh! Vecchia! Vedi! Chiamate! Vado io? Sì, vai poverina. Dicevo, Totò, meno male che ti lo asti. Perché se tu avevi i baffi, io fosse stamattina non avessi potuto fare pace con lui Sella. Guarda, io non stai capendo niente. Però una cosa è sicura. Decidì e mi faccio ricrescere. Perché ho capito che qua sopra, al nord, i baffi giovani. E certo, specialmente per visitare le donne divorziate. Tu ti dissi, Mirella, una pera. Spionazza! Ma scusate, Felice. Io non volevo visitare. E sto picci, un picci pittina. Perché? Che tu? Per levare questa responsabilità. Lo dicesti tu che Luisella non voleva che tu visitavi prima del matrimonio. E perciò, per non farti giocare questo problema, chi già sapeva cominciare a spoggiare e con ciò. No, con ciò.
Che si spogliò? Ma certo, se voleva fare visitare. Nuda! Si spogliò, nuda! Ma dico io, ma che forza stava a pensare che uno che è siciliano, appena vede la femmina nuda, subito che c'ha a salutare del pollo? Toto, io non sono dottore, ma tu sai o non sai quanto femmina nuda io hai visto? Tu! Io non so che vede tu! E che vuole dire? E perciò appena vedi sta nuda ci salutaste del collo e cominciasti tutta la visita, para. Sei femminella, una pera! Sono più sicuro che mi ha dato tutto sudato la sera! Ti contare tutte cose, per fine e per segno! Sti nordici, i fantazzi sono mai! Come disse Luisella. E che c'entra Luisella? E c'entra, perché chi è che fino a ieri cambia si fa visitare? Quella giovane donna divorziata. Lo sai qual era? Un'amica di Luisella, una sua ex compagna di collegio, convinta dell'infedeltà coniugale di noi siciliani. Perché c'è Matteo Margherita con suo marito. E siccome voleva mettere a prova la mia fedeltà, che feci? La scommessa con Luisella. Solo che la mia lista non mi aveva mai visto. E allora succedeva che mi scanciò tutti. Allora, ci disse a Luisella che mai aveva incontrato un uomo così vulcanico. Parole sue! Un uomo così impetuoso, così irruente, un uomo così appassionato. Toto, ma che per me è una curiosità. Ma quanto anni ho che non mi dà una femmina? Ah sì. Ma era bella, troppo bella! Squagliati! Che ne sa Luisella che pareva un Orlando Furioso? Oh, quale Orlando Furioso? Era Federico! Orlando innamorato di te! Appena metti mi innamorai subito! Che bella! Belluna! Oh, gli tagli! Manzoni, magari notte, Manzoni, Scusi, dottore, c'è di là la signora, quella che è venuta ieri per la visita. Tu noi! Ah, non sei qua, ma sarei io. E va bene, vedete, falla accomodare nello studio, adesso ci penso io a visitarla. Ma veramente ha chiesto del dottore? Via! Ma scusate, Felice, datemi un po' la mia. Va bene, Mirella, falla accomodare che adesso pensa a tutto il dottore. Va bene. E così, non c'è bisogno di vedere. Certo, se mi potessi prestare da baffi. Cosa che magari senza i baffi, ci piace lo stesso. Sai che faccio io? Lasciami vai e ci potrei mandare a Luisella. Basta vedere una volta che inizia. Ciao. Vuole visitare? Soul sisters, let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow.
straight out the gate. When the sun stays for oil, say, well, I spend mine, but not to spend yours. Disagree, but that's true, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like tar. High heel shoes, get love from the dudes for badass chicks from the blue on the beat. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. Drink wine with diamonds in a glass by the case, the meaning of expensive taste. Want an inch, yeah, yeah. Come on, mocha chocolate. What? You're in my Aiuto di scena, sei Mario! Regista, sei Mario! Signori miei, scusate, ma lei a visitare chi è malata. Personaggi e interpreti: Menuccio Francesco Casella, sassista Pipparello Spameli, Gilberto Placido Enzana, Rosa Giussi Reale, Emma Giussi Riscoglio, Mirella Giussiliani, Grisella Alessia Medini, Felice Nino Russo, Carmelo Giovanni Giorgianni, a Cristina Nunzia Pino, Totò Enzo Puglio, gli aiuti di scena Dominic Scaveri, Santina Reale, Giovanni Ghillè. Per la scenografia Andrea Tinderi e Antonio Lanfrè, suggerentrici Maria Fiore, Rosalba Achille, Seguis Nicola Cannistra. Grazie a tutti e una buona notte.